Si arricchisce la compagine a sostegno di Luigi Brugnaro, che da oggi può contare anche sull'appoggio di Renato Boraso e della sua lista civica. Se dal carro dell'imprenditore è sceso ufficialmente la Lega Nord, che ha confermato l'appoggio a Gianangelo Bellati, con lui si schiera Boraso, il primo a candidarsi nella corsa verso Cafarsetti, che si ritira in buon ordine. Motivazioni e condizioni saranno ufficializzati venerdì. Intanto il dado è tratto e l'ex azzurro, che ai suoi aveva chiesto unità nella scelta, è pronto a fare campagna in città per Brugnaro. Corsa in solitaria confermata invece per Forza Nuova, che già a fine dicembre ha ufficializzato il suo candidato, il segretario nazionale del partito Roberto Fiore. Noi non aspettiamo nessun centrodestra, non aspettiamo le notizie da Roma. Forza Nuova si presenta con vigore, dando proprio prova di essere oggi più che mai partito d'ordine. Noi non ci attendiamo che arrivino soluzioni da qualche parte, consideriamo il centrodestra oltretutto una formazione perdente. Sicurezza è il primo posto del programma, con occhi puntati sulla terraferma, dove da mesi sono in corso le passeggiate notturne. Al secondo il rilancio di Venezia e in particolare dell'area di Marghera, svuotata della sua natura industriale negli ultimi decenni e pronta alla riconversione. Venezia non è morta, i veneziani possono ancora fare moltissimo e quella sarebbe una grande occasione per dimostrare vitalità. Se a destra la situazione sembra sempre più simile a una sorta di primaria in vista del tentativo di ballottaggio, all'estrema sinistra arriva dall'RSU di Ca' Foscari Alessandro Busetto, candidato sindaco per il Partito Comunista dei Lavoratori.